Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Napolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, io ve lo dico sempre, il 70% di quelli che guardano i miei video non è iscritto al canale, ma non ti costa nulla. A me è importantissimo l'iscrizione, perché più iscritti facciamo, più i video vengono messi in alto. Ma soprattutto è fondamentale il tasto like e la campanella, non la campanella, scusatemi, il commento. Poi se vuoi attiva pure la campanella, attivo pure la campanella, non c'è nessun problema. Detto questo, vigilia, è vigilia di Cagliari-Napoli. Prepariamoci perché sarà una partita tosta, tostissima. Calzona non parla in conferenza stampa, ma già lo sapevamo, quindi non c'è da dire, vedi, ora perché ha pareggiato con Barcellona, ma non vogliono parlare di qua e di là. No, praticamente era già stato deciso così, anche quando ci fu Di Mazzarri, quindi è stata riconfermata la cosa, nessuna conferenza stampa pre-Cagliari-Napoli, però io qualche domanda a Calzona gliel'avrei fatta, sinceramente, tipo, ma Zelischi è al centro del villaggio? Zelischi giocherà contro il Cagliari, perché si è detto su Corriere il Mattino di qua di là che Zelischi è stato reintegrato in squadra, può partire addirittura titolare. Questo gliel'avrei fatta, questa domanda gliel'avrei fatta, sono molto sincero. Poi per il resto Ayuk Vara secondo me sarà titolare domani, a parte tutte queste cavolate di qua e di là. Premessa, alle ore 21, quindi dopo 3 ore, perché sennò poi non vi manda le feed e non vi fa vedere il video, YouTube ve lo nasconde, uscirà un video molto molto importante per quanto riguarda i disabili che vanno allo stadio Diego Armando Maradona. E mi dispiace farlo questo video, anzi ce ne dovrebbero essere molte più persone perché dovrebbero parlare di questa cosa, perché non è giusto. Vabbè, comunque poi ne parliamo dopo, non vi preoccupate. Allora, detto questo, stavamo dicendo, sarà una bolgia, a Cagliari sarà, addirittura hanno tappezzato la città come se fosse la partita della vita, loro lo sentono più di un derby. Io però poi non lo so, non si sentono nemmeno del sud, però loro dicono, noi di qua, di là contro il Napoli vi faremo, di qua, vi scassiamo. Allora io sono molto preoccupato, sono sincero, per il semplice fatto che non so il Cagliari da quante partite non fa una vittoria, ma non mi ricordo, non ho nemmeno tanta voglia di andare a vedere il Cagliari da quant'è che non vince. Anche loro sono messi male, perché Ranieri aveva rassegnato le dimissioni, queste dimissioni sono state strappate dalla società, la società non ha accolto le dimissioni, il gruppo squadra non ha accolto le dimissioni di mister Ranieri, e quindi Ranieri è sempre lì fisso sulla panchina, però con quella cosa di dire andiamo a Cagliari, questi stanno messi male, l'allenatore, il pubblico di qua, di là, gliene diamo 4, gliene diamo 3, secondo me sarà una partita tiratissima, non lo so, ma secondo me sarà molto tirata e ve lo dico, io ho paura di fare una brutta figuraccia, perché lì davanti non si fermano, L'Atalanta c'ha un calcio che è spettacolare. Il Bologna ieri ha vinto 2-0 contro il Verona che aveva fermato la Juventus sul 2-2 proprio a Verona. Cioè, davanti viaggiano ad un ritmo incredibile, un ritmo penso mai visto, e per questo io tengo paura, perché un'eventuale sconfitta del Napoli significherebbe addio proprio al quarto posto, proprio al quarto posto. Cioè, se poi vogliamo essere positivi, dobbiamo sperare, di passare il turno in Champions League, e di portare più squadre avanti in Europa, per far sì che nel ranking UEFA, FIFA possa entrare la quinta squadra. Però ci deve arrivare al quinto posto. Cioè, avete capito quali sono i meccanismi che io sono molto preoccupato? Che questi dicono, se non sbaglio sono a più 12, con una partita in più, Napoli c'ha 2 partite in meno. Cioè il Napoli dovesse vincere domani, vincere il recupero con il Sassuolo che stava perdendo 3-2 clamorosamente in casa con l'Empoli, quindi è tutto un dire, cioè dove andiamo a giocare noi poi ci sono, mamma mia, lasciamo perdere. E quindi mo sta a vedere il Napoli come si presenterà a Cagliari, perché proprio se ora Calzona ha fatto quasi una settimana, nemmeno una settimana di allenamenti, quindi la squadra, qualche impronta di Calzona si potrà iniziare a vedere? Mi auguro di sì, mi auguro che i giocatori abbiano fatto lo switch nel dire abbiamo pareggiato con il Barcellona, quindi possiamo giocarcela con tutti, perché ragazzi da qui in avanti, se tu non fai 5, 6, 7 vittorie di fila, il quarto posto barra quinto non ci arriverai mai. E mi dispiace dirlo, ma è così.
è così, se noi non puntiamo a vincere tutte le partite, non esistono finali, esiste solo una cosa, vincere, perché già il pareggio ti butta giù di morale in una maniera allucinante. Comunque, fra recuperi, cazzi e mazzi, Napoli potrebbe andare almeno 6, poi giochi con l'Atalanta in casa, con l'Atalanta in casa, con la Roma in casa, con il Bologna in casa, quindi bene o male quelle che stanno lottando per arrivare al quarto/quinto posto ce l'hai anche in casa, poi le big ce l'hai tutte fuori, tipo il Milan già l'hai affrontato, l'Inter dobbiamo andare a Milano. È un po' un discorso un po' macchinoso da fare, però credetemi che va fatto questo ragionamento, dobbiamo iniziare a ragionare così. Bisogna iniziare a ragionare nel modo di dire, quante partite mancano? Le dobbiamo vincere tutte, almeno più almeno 3/4 le dobbiamo vincere. Poi contro le big, vabbè, non fa niente, se perdi con le big, amen. Però se vinci con la Juventus ti dà quella botta di motivazione che ti fa salire in una maniera allucinante proprio alle stelle. Quindi bisognerà vedere domani, bisognerà vedere. Peccato, perché io la conferenza stampa l'avrei fatta ugualmente, anche se era già stata disdetta, perché è giusto parlare anche con l'allenatore nuovo, che intenzioni hai, cosa vuoi fare, che gioco vuoi proporre, quanto pensi sia realistica la qualificazione in Champions League. Ragazzi, la conferenza stampa era fondamentale secondo me, poi hanno detto di non farla e non l'hanno voluta fare. Comunque, tralasciando questo, andiamo a una probabile formazione, perché va fatta questa probabile formazione. E allora, signori e signori, allora la probabile formazione secondo me è questa: Meret fra i pali, Meret che sta facendo benissimo, anche con il Barcellona ha fatto grandi interventi. In difesa Mario Rui, secondo me punterà su Mario Rui, e poi tralasciando questo, Rachmani, che oggi è anche il compleanno di Rachmani, Juan Jesus, perché questo punta molto su Juan Jesus, su aiuti là Mazzocchi, perché se non sbaglio Di Lorenzo è squalificato, quindi Mazzocchi. Poi a centrocampo, qui viene l'incognita, vedi perché serviva la conferenza stampa, per vedere veramente su chi dovevamo puntare. Comunque io ci metto Zielinski, vuoi o non vuoi, io ci metto Zielinski, Lobotka, chissà. Io metto questo trio, però, che potrebbe variare con Traoré, Lobotka, chissà. Bisognerà vedere tutto Zielinski, bisognerà vedere Calzona cosa che intende fare con Priotti e Zielinski. In attacco, Politano, perché visto che Politano era uscito un po' macconcio contro il Barcellona, ma Politano si è allenato, perché dal report d'allenamento anche di quest'oggi non si è parlato di Politano, quindi penso che abbia fatto lavoro in gruppo. In attacco Osimhen, gli è passata la febbre, questi e quelli, quindi Osimhen in attacco. Dall'altro lato Kvara, dall'altro lato naturalmente Kvara. Detto questo, questa è la mia probabile formazione. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, secondo voi come andrà a finire Cagliari-Napoli. Chi indovina il risultato di Cagliari-Napoli lo saluto nel prossimo video, quindi nel video di domani, perché poi dobbiamo leggere tutti. Comunque lasciate sempre comunque forza Napoli. Ciao.